Era ritenuto un potenziale lupo solitario, un terrorista, e a soli 24 anni, dopo 4 anni di reati nel nostro paese, Oussama Alouani, nato in Marocco e residente a Tiene, è stato espulso per 10 anni dall'Italia. Secondo indagini della Digos di Vicenza, era ritenuto un ribelle che odiava l'Occidente e le sue istituzioni. Inoltre, troppi reati in troppo poco tempo: minacce, porto ingiustificato di armi, lesioni e rapina, droga, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, con conseguente revoca del permesso di soggiorno. Tra le varie accuse, la sua minaccia di far esplodere una bomba in questura commessa durante un controllo. Questo suo curriculum, unito all'atteggiamento di odio nei confronti delle istituzioni, hanno fatto sì che il 24enne sia stato raggiunto da un provvedimento d'urgenza emesso dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Alouani è stato accompagnato all'aeroporto e consegnato alla polizia del suo Stato.